L'osservazione potrà anche apparire banale, ma è sicuramente veritiera. Chi passa per Longarone rivolge lo sguardo sempre dalla parte del Vajont, magari per cogliere quell'attimo in cui percorrendo la statale la diga è visibile. Quasi nessuno guarda dall'altra parte, verso il paese ricostruito, e così non si nota qualcosa che c'era già nel 1500 e che fu completato nei primi anni del 1800, i Murazzi. Per loro, con la conclusione di un concorso di idee per la valorizzazione architettonica dei manufatti, si prospetta un rilancio. Dobbiamo cercare di valorizzarli, adesso dobbiamo sistemarli anche dal punto di vista sismico e poi fare degli interventi per cercare appunto anche di creare degli spazi culturali all'interno, perché è un luogo che merita di essere valorizzato. La storia di Murazzi si lega poi alla soprastante scuola materna dedicata alla memoria della moglie dell'armatore Achille Lauro che all'indomani del disastro la donò al paese. Per riqualificare scuola e Murazzi si dovranno spendere 3 milioni di euro e si spera i lavori possano iniziare nel 2022. Noi con questo concorso di progetto diamo finalmente il via a un intervento molto atteso e sentito anche dalla nostra comunità, perché andiamo a valorizzare intanto un luogo storico, simbolo, scampato al disastro del Vajont da un lato e dall'altro mettiamo mano a un edificio che ha bisogno di essere ristrutturato e sistemato e questa è l'occasione ideale.